Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Costretto a spacciare a 6 anni, lo zio mi dava degli involucri da portare ai suoi amici. Il racconto è emerso al processo a Gela. Il ragazzo, ora quindicenne, e la madre sotto protezione in una località segreta. Tabaccaio in Corso Sicilia a Catania, vittima di aggressioni e danneggiamenti. Ripresa in un video una donna che scaglia un masso contro il distributore. Le hanno fatto il TSO, era fuori il giorno dopo. Anziano salvato dai carabinieri poco prima che si lanciasse da un balcone. La sequenza dell'irruzione in casa e il salvataggio ripreso dalle bodycam dei militari di Agrigento. Arrestato un giovane per la sparatoria di via La Lumia a Palermo. Intanto migliorano le condizioni della ragazza ferita. Residenti e commercianti denunciano la zona rossa non serve a nulla. Al primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia il centrodestra non conquista nessuno dei 3 capoluoghi di provincia. A Messina stravince De Luca, a Enna il comunista Crisafulli, mentre ad Agrigento sarà ballottaggio. Sicilia ultima per politiche e spazi per bambini, poche le mense scolastiche, gli asili nido e il verde attrezzato. È la classifica del Sole 24 Ore. Salina, capitale del cinema, per la nuova edizione del Mare Festival dedicato a Massima Troisi. Madrina della manifestazione sarà Maria Grazia Cucinotta. Calcio, playoff, ambiente depresso a Catania alla vigilia della semifinale di ritorno contro l'Ascoli. Ai rossazzurri serve un'impresa per ribaltare il 4-0 subito all'andata. Costretto a spacciare a soli 6 anni è lo spaccato che emerge da un processo ad uno spacciatore di Gela, zio del bambino. Il ragazzo, che oggi ha 15 anni, e la madre vivono in una località segreta sotto protezione. Sentiamo Gerry Italia. Volevano che i miei figli diventassero soldati dello spaccio. Parte da qui il racconto drammatico emerso davanti ai giudici del Tribunale di Gela, dove si celebra il processo a Daniele Nocera, pregiudicato accusato di aver utilizzato il nipote, all'epoca dei fatti di appena 6 anni, per consegnare droga a pusher e assuntori. A parlare in videocollegamento da una località segreta sono stati il ragazzo, oggi quindicenne, e sua madre, entrambi ascoltati in modalità protetta. Mi dava delle cose avvolte nella carta stagnola da portare ai suoi amici, ha raccontato il giovane, ricordando che in quel periodo lo zio si trovava ai domiciliari. La madre ha confermato ai giudici di aver sorpreso il figlio durante uno scambio di denaro. Lo rimproverai, dice, e lo riportai subito a casa. Ma nel processo emergono anche anni di minacce e paura. Dopo la separazione dal marito, fratello dell'imputato, la donna avrebbe subito intimidazioni pesanti. Trovai proiettili davanti alla porta di casa, racconta. Una volta tentarono persino di far esplodere l'abitazione aprendo il gas. Mio figlio mi raccontò che il nonno paterno gli disse che mi avrebbero sparato, ha raccontato in aula. Il ragazzo avrebbe anche riferito di armi nascoste in un pozzo e di dosi di droga trovate vicino alla casa dei parenti paterni. Madre e figlio oggi vivono lontano dalla città, sotto protezione. A Catania un tabaccaio è vittima quasi quotidianamente di aggressioni e danneggiamenti. Al nostro telegiornale il racconto e la sua richiesta di aiuto. Sentiamo Tonino De Mana. Quando è accaduto il fatto mia figlia era presente, ha iniziato a piangere. Questo tabaccaio di Corso Sicilia vive nel terrore, ha paura per sé, per i suoi familiari e per i clienti, la cui incolumità, lo dimostrano le immagini, è veramente a rischio. In questo video, in pieno centro a Catania, una donna scaglia una grossa pietra contro il distributore automatico. Non contenta, ripete il tiro, danneggiando l'apparecchiatura. Ma non è finita. La protagonista sembra avere un conto aperto con il titolare della tabaccheria, questa volta irrompe nel negozio di giorno, scagliando una borsa sotto lo sguardo attonito dei presenti. Non so più a chi rivolgermi, spiega sfiduciato il titolare della tabaccheria. Abbiamo paura perché la zona è diventata una giungla. Abbiamo fatto 3 denunce, ma dopo un'ora era già fuori. Hanno fatto un TSO ieri mattina e ci avevano detto che comunque l'allontanavano per una settimana, ma dopo mezza giornata era nuovamente qui. Corso Sicilia e dintorni sono ormai un dormitorio a cielo aperto. In molti si ubriacano, altri bivaccano e non mancano scippi, aggressioni e danneggiamenti. Noi cittadini abbiamo fatto tante segnalazioni alle autorità, alle forze di polizia, ma come potete vedere siamo pieni di persone tossicodipendenti che dormono per strada. In alcuni casi abbiamo cercato anche di aiutarle queste persone, ma
mancano le istituzioni. Chiaramente sono persone indigenti, persone che hanno problemi, però cerchiamo di risolverlo in un altro modo, non al centro della città, è uno scempio. Chiaramente dal punto di vista dell'ordine pubblico siamo a zero. Sicurezza questa sconosciuta, e sul banco degli imputati finisce anche un sistema che non tutela le persone fragili, senza dimora, senza supporto e quindi senza futuro. I carabinieri salvano un anziano di Ribera, in provincia di Agrigento, che era in procinto di buttarsi giù dal balcone. I momenti concitati sono stati ripresi dalle bodycam dei militari, cioè quelle telecamerine che indossano a volte le forze di polizia. Davide Sardo. Attimi di paura a Ribera, nell'Agrigentino, dove un intervento rapido dei carabinieri ha evitato una possibile tragedia. Le immagini del salvataggio raccontano la tensione di quei momenti. Un anziano, in evidente stato di confusione, si trovava sul bordo di un balcone senza ringhiera al secondo piano di un edificio. Era a pochi centimetri dal vuoto. Decisiva la segnalazione di una cittadina che ha fatto scattare subito l'allarme. I militari della tenenza di Ribera sono arrivati in pochi istanti, hanno trovato la porta dell'abitazione chiusa, non hanno esitato, l'hanno forzata e sono entrati, poi sono saliti rapidamente lungo le scale. L'uomo era a terra vicino al balcone, i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato con calma e sangue freddo, lo hanno messo in sicurezza evitando che potesse compiere gesti estremi. Subito dopo hanno provato a parlargli, lo hanno rassicurato mentre la situazione restava ancora molto delicata. Sul posto è arrivato anche il 118. L'anziano è stato affidato ai sanitari e trasferito all'ospedale di Sciacca. Un intervento rapido e decisivo che ha permesso di salvare una vita. C'è un arresto per la sparatoria di via La Lumia a Palermo, mentre la ragazza rimasta ferita sta meglio. Residenti e commercianti del quartiere denunciano: la zona rossa non serve a nulla. Marco Gullà. Non so nulla della rissa, ho sparato solo quando mi sono visto arrivare addosso l'auto. Così si è difeso davanti al PM Pietro Graziano, 23 anni, ritenuto l'autore dei 4 colpi di pistola esplosi all'incrocio tra la via La Lumia e via Quintino Sella a Palermo. Il ragazzo è stato di arresto per la detenzione della pistola che avrebbe fatto fuoco, un revolver. I carabinieri, dopo aver analizzato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e aver ascoltato i testimoni, lo hanno preso a casa, nel quartiere dell'Albergheria, di cui è originario. Graziano, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe il giovane che ha esploso i colpi contro l'Audi Q3, dove all'interno si trovavano la ragazza ferita alla testa dal proiettile e il suo fidanzato. Per gli investigatori i colpi erano diretti proprio al ragazzo. La 21enne sta meglio, ma è sotto osservazione. Intanto domani in via La Lumia residenti e commercianti faranno un sit-in per denunciare ancora una volta la poca sicurezza nelle ore notturne. A me dispiace dirlo perché in via Mazzini non succede mai niente. Via Mazzini è piena di locali. Vi ricordate la prima sparatoria? Bene, il nostro vicino di casa, un ragazzino che evidentemente era sveglio quella volta, incominciò a guardare dalla finestra, stava per beccarsi gli spari. Non è che se si dichiara questa zona rossa i problemi si risolvono, non è che se si mette un posto di blocco i problemi si risolvono. I problemi forse bisogna cercarli un po' alla radice, e cioè cosa offre, a parte la Movida, cosa offre questo quartiere della zona della città di Palermo, soprattutto ai giovani. E torniamo adesso alla Timpa di Leucatia a Catania, devastata ieri da un imponente incendio. Restano forti sospetti sull'origine dolosa delle fiamme. Sentiamo Desiree Ferlito. Ho visto le fiamme e mi sono impaurito perché io abito al numero 1 e il fuoco è partito da quella zona lì alle 4 meno un quarto, 3 e mezzo. Non può scaturire un incendio così doloso fatto con una cicca di sigaretta, secondo me. Io non sono un tecnico, però un qualcosa di cattiveria c'è stata addosso chi ha fatto l'incendio. Le fiamme che tornano a divorare la Timpa di Leucatia, la paura dei residenti e il sospetto sempre più forte che dietro quei roghi possa esserci la mano dell'uomo. Penso che sia stato qualcuno che magari involontariamente ha buttato una cicca oppure è stato proprio volontario. Se consideri che io sto al piano terra, quindi praticamente le fiamme erano quasi sul mio giardino. È un incendio che riaccende paura e polemiche in un luogo già colpito altre volte da roghi simili, e mentre gli investigatori cercano di chiarire l'origine delle fiamme, tra i residenti cresce il sospetto che dietro possa esserci la mano dell'uomo. Il sospetto che sia doloso è molto alto.
non si capisce il perché, per come. Un fronte di fuoco alimentato dal vento e dalle alte temperature che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e delle squadre della protezione civile per evitare che le fiamme raggiungessero abitazioni e strade vicine. Mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava, poi c'erano diversi focolai, insomma. Si è spaventata? Ho capito che era di entità maggiori rispetto a quello che si potesse pensare. Un'area naturalistica fragile e spesso lasciata in condizioni di degrado tra sterpaglie secche e assenza di controlli continui, che torna così al centro delle polemiche sulla prevenzione e sulla tutela del territorio urbano. A Mister Bianco, sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 2 kg di droga tra cocaina, crack e marijuana. Arrestato un uomo, aveva nel portabagagli dell'auto oltre 1 chilo di coca nascosto in un pannello. In casa invece è stato sequestrato un altro chilo di stupefacente già suddiviso in dosi. La droga, destinata alle piazze di spaccio di Catania, avrebbe potuto fruttare quasi 200.000 euro. E veniamo adesso alle amministrative. Al primo turno in Sicilia il centrodestra non ha conquistato nessuno dei 3 capoluoghi di provincia al voto. Sentiamo i dettagli nel servizio di Luca Ciliberti. La Sicilia non tradisce e resta sempre il laboratorio della politica, al di là delle dimensioni più o meno grandi delle elezioni. Si era detto che questa tornata elettorale sarebbe stata irrilevante se non fosse arrivata dopo la scoppola del referendum al governo Meloni e prima delle regionali. E se in tutta Italia il centrodestra tiene e non subisce contraccolpi, nell'isola si racconta tutta un'altra storia, quella dei movimenti autoreferenziali che si consolidano come partiti e quella di un campo progressista che approfitta delle spaccature del centrodestra sempre più litigioso per vincere le sue partite. A Messina la sfida era densa di significato. Unica città metropolitana alle urne, con uno scatenato cateno De Luca che si misurava in vista delle regionali dell'anno prossimo. Vince Federico Basile al primo turno, aumentando del più 10% i voti dell'ultime amministrative, surclassando lo sfidante Marcello Scurria e la sua main sponsor Matilde Siracusano di Forza Italia. Sapere che dopo aver lavorato la tua cittadinanza ti vuole confermare dandoti ancora più fiducia vuol dire che hanno riconosciuto quel lavoro. AN il barone rosso Mirello Crisafulli, che ha ancora tatuato il marchio del Partito Comunista, stravince anche senza il simbolo del PD, ma con l'aiutino della Lega e della DC, eppure non sembra contento. Io pensavo di meglio, per la verità, perché è stato tanto il disastro che hanno lasciato questi signori che era evidente che noi avremmo avuto questo risultato. Ad Agrigento sfiora il colpaccio Ismaele Lavardera con il suo movimento controcorrente. Alla prima prova pratica delle urne arriva un centinaio di voti dall'elezione al primo turno del suo candidato Michele Sodano, che totalizza il 39,10% delle preferenze. Al ballottaggio tra 15 giorni troverà Dino Longia, appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC, MPA e autonomisti, che al primo turno ha totalizzato il 34,7%. È un risultato meraviglioso perché arriva da un partito che non si era mai presentato alle elezioni, ma che subito ha ricevuto affetto e sostegno di una larghissima fascia della popolazione. La lunga corsa verso le regionali del 2027 per i partiti dunque è già cominciata, ma adesso con qualche elemento in più su cui ragionare. E poi c'è il passaggio di testimone fra 2 Cuffaro, zio e nipote, l'affermazione, come avete sentito, di liste civiche e formazioni locali, insomma tante le curiosità di questa tornata elettorale che ci racconta Maglio Viola. Tante stranezze e curiosità hanno caratterizzato la tornata elettorale appena conclusa in Sicilia con 71 comuni al voto, a cominciare dai sindaci senza concorrenza. Erano 6 a correre da soli senza un'alternativa e 5 sono stati eletti battendo soltanto il fattore quorum. Nell'Agrigentino si affaccia invece una nuova generazione, in particolare a Raffadali, dove il passaggio di testimone è fra zio e nipote. A Silvio Cuffaro, fratello dell'ex presidente della regione Totò, succede Ida, figlia neanche trentenne del più piccolo dei fratelli Cuffaro, Giuseppe. Ha ottenuto un vero e proprio plebiscito di voti e lei si dice emozionata. Sono emozionata, soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto, io e la mia squadra. Ringrazio ovviamente la mia cittadinanza che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere, ha creduto nel mio progetto a cui credo tantissimo anche io. Spero di dare prima possibile dimostrazione di quello che sono e di quello che voglio fare per la mia comunità. Sempre nell'Agrigentino c'è Ribera, dove il sindaco è Carmelo Pace, deputato regionale e capogruppo DC. Il centrodestra conquista per la prima volta nel
palermitano invece il comune di Carini, dove vince Rossella Covello dopo 10 anni di amministrazione di sinistra. Ma queste sono le uniche vere soddisfazioni per un centrodestra che per il resto perde posizioni e arretra. Debacle a Marsala nel Trapanese, dove Giulia Adamo si ferma al 15% o poco più. Vittoria a mani basse del centrosinistra a Termini Imerese con la conferma di Maria Terranova. Nel Catanese è singolare che si vinca solo con l'appoggio degli autonomisti a San Giovanni la Punta, mentre a Randazzo, capitale degli impresentabili secondo la Commissione Nazionale Antimafia, vince il candidato civico Nino Grillo. Nel Messinese, oltre il capoluogo, si registra il successo della candidata di Sud Chiama Nord a Barcellona Pozzo di Gotto, dove Melangela Scolaro diventa sindaco solo con 148 voti di scarto, ma perde per strada 2 delle 5 liste a supporto che non superano lo sbarramento. E chissà se nei programmi dei candidati a sindaco e adesso dei cittadini, dei primi cittadini, c'era spazio per i bambini, perché secondo le ultime classifiche la Sicilia è ultima per qualità della vita proprio dei più piccoli. Veronica Barbarino. La Sicilia non è una regione per bambini. Non bastano il sole, il mare e gli spazi verdi a compensare le carenze che emergono dal report sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Su 107 province, infatti, l'isola scivola in fondo alle classifiche. Mi sono già informata per il nido e non ci sono nidi. Forse uno in famiglia, ma già tutto pieno per l'anno 27-28. Quindi per chi non ha familiari in zona o qualcuno che possa occuparsi dei bambini, penso non sia semplicissimo, ma vedremo. Non ci sono strutture che possono ospitare un numero maggiore di bambini, tant'è che molte mamme cercano comunque di iscrivere i bimbi già prima della nascita del bimbo stesso, quindi questo comporta anche a limitare le mamme anche a non andare a lavorare per poter stare a casa col proprio figlio. Storie quotidiane che aprono uno spaccato concreto su una difficoltà diffusa in Sicilia. Ragusa, infatti, è ultima per edifici scolastici con mensa e poco più su in classifica per competenza alfabetica non adeguata e asili nido, insieme a Palermo e Catania. Maglia nera a Trapani per il costo della mensa scolastica e a Palermo per il verde attrezzato. Eppure il quadro cambia osservando la qualità della vita degli anziani. Qui la Sicilia mostra segnali più incoraggianti, con Catania al 22esimo posto e Palermo al 42. Seguono Ragusa, Siracusa, Enna, Agrigento, Trapani e Messina. Un'isola dunque in difficoltà per famiglie giovani, ma più accogliente per la terza età, in un quadro da cui si può sempre ripartire. Si può sempre migliorare. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare della enciclica di Papa Leone, dedicata fra gli altri temi all'intelligenza artificiale e accolta con grande entusiasmo dal clero dell'isola. Accolta con grande entusiasmo dal clero in Sicilia la prima enciclica del Papa che fra tanti temi cruciali parla dell'intelligenza artificiale. Restiamo umani, dice Leone XIV. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, superiamo la teoria della guerra giusta. Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV coglie con precisione il momento storico e nell'era del caos e della brutalità pianta saldi i paletti del rispetto assoluto della dignità umana. L'enciclica è un manifesto antagonista ai desideri di onnipotenza di chi vuole fare guerra a suo piacimento, seguendo interessi privati. Contro la corsa agli armamenti il Papa propone il dialogo tra popoli e religioni, condannando chi usa il nome di Dio per giustificare violenze e divide il mondo in buoni e cattivi. Un'enciclica accolta con entusiasmo dal clero siciliano. Questa pace che lui caratterizza con 2 aggettivi, disarmata e disarmante, che è la pace del risorto, e che lui propone ancora una volta oggi, anche se c'è chi tenta di politicizzare il suo messaggio. È stato bellissimo, io ricordo il soprassalto che ho avuto quando dalle sue labbra ho sentito il saluto del risorto arrivarmi, no? È stato bellissimo. Magnifica Humanitas non è dedicata solamente all'intelligenza artificiale, ma anche alle grandi questioni sociali e geopolitiche. Affronta temi come le migrazioni, la povertà, le crescenti disuguaglianze, l'emarginazione, la difesa dell'ambiente. E il fatto che sia un pontefice degli Stati Uniti ad esprimere giudizi taglienti rende impossibile l'accusa di essere estraneo alla modernità o incapace di comprendere l'Occidente.
E siamo agli spettacoli, torna a Saline il Mare Festival Premio Troisi, cast stellare, il ricordo dell'attore napoletano che nell'isola girò Il Postino. Sentiamo Orazio Longo. Salina, capitale del cinema, dal 12 al 14 giugno con la 15ª edizione del Mare Festival Premio Troisi, un cast stellare da Giancarlo Giannini a Corinne Clery, da Marco Risi a Cristiana Capotondi, Aurora Quattrocchi, Chiara Francini, Vincenzo De Lucia, in ricordo del grande attore napoletano che sull'isola eoliana girò Il Postino, film candidato a 5 premi Oscar. Madrina della rassegna Maria Grazia Cucinotta. Saranno tantissimi gli ospiti, tantissimi premiati con i quali condividere cinema, musica, cultura, letteratura, insomma un appuntamento importante da condividere con tutti voi. Quel film Troisi in sé credo che sia veramente una bandiera, uno dei più grandi non solo attori ma interpreti, esseri umani che abbiano dato lustro al nostro cinema, e in particolare quel film, anche per la storia personale, anche per via del fatto che è stato l'ultimo film che ha girato, è particolarmente importante. La Kermesse, con la direzione artistica di Massimiliano Cavaleri, è stata presentata a Palermo. Un'edizione stellare, innanzitutto perché è la 15ª edizione, quindi un traguardo importante, ma anche un punto di partenza, perché non bisogna mai sentirsi arrivati, quindi sarà una 15ª edizione, già guarda al futuro, ma ha un cast stellare. È un premio che fotografa l'iconografia del cinema siciliano con questa perla che è stato il Postino e che ha reso Salina indimenticabile. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché domani si gioca Catania-Ascoli con i rossazzurri che devono fare i conti con il 4-0 subito nella gara d'andata. A tra poco. Siamo al calcio, domani si gioca Catania-Ascoli con i rossazzurri che devono fare i conti con una montagna da scalare, ovvero i 4 gol subiti nella gara d'andata. Serve un'impresa e i giocatori lo sanno benissimo. Francesco Triolo. Non c'è nemmeno il tempo per sbollire la rabbia o per cancellare le polemiche. Il Catania deve, obbligo imposto, riscattarsi subito dopo la batosta di Ascoli. Lo deve ai 20.000 tifosi che hanno acquistato il biglietto per la partita di domani sera al Massimina a scatola chiusa, per amore dei colori rossazzurri, e che spingeranno la squadra di Toscano in quella che appare, dopo la gara d'andata, per il risultato e per il gioco espresso, una missione impossibile. Un clima al contrario rispetto a quello che ci si attendeva per questa semifinale, ma il calcio è strano, a volte può riservare anche imprese impensabili. Certo, preoccupano un paio di fattori: la capacità dell'Ascoli di colpire, soprattutto se può agire in contropiede, la difesa molle del Catania che nelle ultime 2 partite ha incassato 7 gol, tanti, troppi, considerato che proprio il reparto arretrato era considerato una sicurezza. Da dove ripartire quindi? È la domanda che si fanno tutti. Ross Pelligra in tribuna ad Ascoli, sarà anche al Massimino. Il padrone ha incoraggiato la squadra al primo allenamento in città, chiede una reazione, chiede il sostegno alla squadra per 90 minuti, poi si vedrà. Toscano non parlerà alla vigilia, silenzio e occhi puntati sulla squadra e sulla partita, sulle condizioni per esempio di Cicerelli e Casasola, non al meglio, e poi c'è da fare i conti anche con la squalifica di Jimenez. Le alternative ci sono, ma è sempre meglio avere tutte le frecce al proprio arco. La vigilia di Catania-Ascoli non è, come tutti se l'aspettavano, con quel carico di intenzione positiva, ma è pur sempre una semifinale da giocare sui 180 minuti, e quello del Duca è stato solo il primo tempo. E oggi dopo il TG appuntamento con Preview condotto da Marco Carli. Al centro delle analisi la partita del Catania con l'Ascoli, fra appunto la pesante sconfitta dell'andata e un ritorno comunque da onorare. Dunque a fra poco con Preview. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.